Ma la cultura a Trieste passa attraverso i nuovi movimenti e i nuovi comitati che nascono per valorizzare un po' la città. Oggi mi trovo qua con i due fondatori di un nuovo comitato di cui sentiremo molto parlare nel 2022 e nel futuro. Mi ringrazio i due rappresentanti qua, buongiorno al signor Svevio e al signor Son Tristan, ok. Ne racconti di cosa si tratta, signor Svevio? Questo comitato si preme, la premura di portare avanti il ricordo di robe che hanno lasciato il segno nel bene, insomma, tipo 2020-2022, questo momento bello. è stato un momento bello, la pandemia, la guerra. Abbiamo deciso di chiamare comitato CVM. CVM, ok. Sì. Cosa è una sigla CVM? Sì, comitato vita de merda. CVM è una sigla. CVM, comitato vita de merda. Non inteso merda come sigla, movimento, no, merda, proprio merda. È noto che abbiamo anche Questo il logo ufficiale. Il logo ufficiale, questo è il logo ufficiale CVM. Qua invece è scritto per isteso comitato vita de merda. Prossimi eventi in programma per pubblicizzare questo meraviglioso comitato? Beh, allora, intanto volessimo fettucciare tutta la pineta de Barcolia, perché sarebbe figo, perché c'è tutti i muletti che fa casini, che si diverti, così noi volessimo serrar tutta Barcolia, Chiude. esatto, da maggio fino a ottobre. Sì, però dopo novembre aperto. Da maggio fino a ottobre è chiuso. Ma novembre è aperto. Fa freschetto però. Sì. Ah, ok, sì, per quello. Sì. C'è il motivo, no? Sì, Ok, piovi. una conseguenza. Piovi. Ti piovi, fa freddo. Sì, piove da brutto. Anche gli alberi diventano. Piovi, fa freddo. Comunque parlavamo degli eventi, cioè, capire le chiusure, ma avete qualcosa in mente de pratico? Beh, rievocazioni storiche che posso dire al collega. Sì. Rievocazioni storiche di cosa? Beh, noi Che medioevo? no, Rinascimento? più vicino. Seconda guerra mondiale? No, più quasi. Organizzeremo questo festival importantissimo dove speriamo che non venga su. Speriamo. Questo festival è importantissimo dove speriamo che non venga su. Speriamo, guarda. Speriamo. Si sa mai dopo, sai. Si sa mai, sa. No, dopo, non si perché sa tante mai. volte. Magari un passa di là per sbaglio, Sì, insomma. proprio che sbaglio. E si chiama il Tristel. Sì. Il Tristel. È il Tristel. Sì. Allora, il Tristel. Signor Svevio, solo una domanda. Visto che ormai stiamo allentando tutte le restrizioni, perché lei ha due mascherine all'aperto? Perché sta con me, mi sento più Cullato. a mio agio, mi sento cugliato. Il yoga cugliato. Mi sento cugliato. A fuoco, Mi. cullato, a fuoco. Che dico la verità, mi sento cugliato. Questi ultimi 2 inverni mi dà il governo proprio, mi sono sentito cugliato. No, questi ultimi 2 inverni, che dico la verità, mi dà il governo, mi sono sentito cugliato. Ah, sì, certo. Cullato. Metti un'altra mascherina. Sì. E insomma, noi faremo anche queste rievocazioni, quindi metteremo un pergolio finto Sì. con un arcobaleno, un signor che canta, Mile, Sì. e che andrà tutto bene. Ah, beh, lì proprio i momenti più belli Sì, dei nostri sì. ultimi 2 anni. Sì, Benissimo, sì, la rievocazione sì, storica recente però. Sì, dopo andremo in supermercato uno alla volta. A Ciorfarina che non è. Sì, Certo. sì, Massimo sì. 3-4 tocchi, non di più. Sì. Ma no, vedi? Lui sa. Perché se a un certo Quindi punto praticamente so che stai organizzando per tirare su un po' di gente anche delle meravigliose gite per valorizzare la nostra città. Goffin paura a domandarvi dove vuole andare. Beh, noi volessimo andare in Ferriera. Che figo. Col pullman anche sporco, no? Col pullman già nero che magari
Così, per ricordarsi ai tempi che era bene. Quei tempi bei, rimenarsi per il carbone. Rimenarsi, bravo, per il carbone. Per quanto riguarda invece, non so, adesso mi butto là, Sì. concerti, eventi che avete qualcosa in programma, dei concerti, non so. Sant'Anna. Cioè, Madonna, addirittura. no, sì. Se Sant'Anna viene qua a Trieste. no, Sant'Anna è a Trieste. Sta a Trieste, Sì, sta sì, pronto per il sì, concerto. sotto Coglionco, Sant'Anna, è cimitero, no? Là. Sant'Anna, Sì, con 2N. Sì, avevamo anche, non sarà difficile perché avevamo la gente, no? Sì, Avevamo la gente morta. Perché avevamo la gente. Ah, no? che aveva una gente che procura i concerti? No, avevamo la gente morta, no? Perché Direttamente a Sant'Anna, ok. Sì. Quindi allora, concerto a Sant'Anna, ma pubblicizzerei questo evento, non so, sui social. No. Niente? No. Prima di chiudere questo servizio volessi far rivedere un attimo il meraviglioso logo, questo qua, CVM. Vita di merda, ricordiamo l'evento rievocazione storica il Tristel. Sì, il Tristel, benissimo. Che faremo. Però non vi diciamo quando perché No. non vuole che venga nessuno, giusto? Però organizzeremo anche sicuramente, questa è stata un'idea sua e ti ringrazio per questo, Grazie. dei weekend a Catinara. Sì. Weekend a Catinara. Sì, un weekend a Catinara. In visita o proprio No, che te sta là. No, ricoverà? Sì, cioè, la nostra idea della sagra delle ciliegie, questo è il polpetto col purè. La sagra delle ciliegie, Sì, di tutto, la castagna, l'asparago, e mancava secondo noi la sagra delle polpette col purè e il brodo con le stelline. Per chiudere, Gavè, per i nostri fan e il nostro pubblico, un inno, Gavè, forse trovato un qualcosa che può unire le persone che partecipano al CVM? Sì, può unire. Benissimo. Dai, al 3 Sentiamo allora. questo inno. 1, 2, vita de merda. Vita de merda. Vita de merda. Che vita de merda.